Oggi qui ad Agrigento per un interessante convegno sugli infortuni nel mondo del lavoro, considerando anche che siamo in un'era del digitale. Ecco, in questi casi qual è la vostra presenza nel territorio come NAIL? Assolutamente necessario avvicinarsi alle imprese. In provincia di Agrigento ci sono più di 20.000 luoghi in cui si lavora per migliaia e migliaia di lavoratori in tutti i settori, agricoltura, terziario, industria. Molte sono piccolissime imprese e là è più difficile arrivare a costruire processi di miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza, ma bisogna insistere con più formazione, più informazione e anche sostegno alle imprese per investire con nuove tecnologie che evitino infortuni tradizionali e nuovi rischi. C'è la piaga del lavoro nero purtroppo. Là è sempre più complicato, ci vuole una battaglia costante degli organi ispettivi, lavorando anche sulla cultura della legalità e conseguentemente anche sulla cultura della sicurezza. In questo il dialogo sociale, il ruolo delle parti sociali che io rappresento nell'INAIL è assolutamente fondamentale attraverso l'attività che si svolge nel territorio. Sì, oggi stiamo approfondendo la possibilità di utilizzare la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione che oggi ormai è imperante nel mondo ai fini della sicurezza. La sicurezza è il nostro, obiettivo principale. Allora tutto ciò che può aiutare e tutte le esperienze che oggi abbiamo condiviso con l'ENI, con le raffinerie che già adottano degli approcci innovativi su questo tema, ci aiutano a diffondere una nuova visione, una visione proattiva verso la sicurezza del luogo di lavoro, verso la prevenzione degli infortuni. Come ci può aiutare l'intelligenza artificiale in questo caso? Ma sicuramente la massa di dati che gestisce un sistema di intelligenza artificiale non la può gestire l'uomo. Allora, in questo modo, mettere a sistema tutti questi dati, tutta la tecnologia che c'è, insieme con i droni, con le rilevazioni, con tutte le attività che abbiamo visto oggi, sicuramente sarà il futuro della sicurezza, al fine di prevenire e a ridurre al massimo, speriamo anche a zero, gli infortuni sul lavoro. Ecco, un focus su Agrigento, vediamo che purtroppo succedono settimanalmente infortuni sul mondo del lavoro, non ultimo quello dell'operaio di Menfi. Sì, purtroppo abbiamo avuto in questi ultimi giorni una recrudescenza di infortuni mortali e che in qualche modo in Sicilia, nel suo complesso, abbiamo avuto un raddoppio di infortuni mortali, che la cosa ci preoccupa molto, perché forse c'è una eccessiva tensione all'efficienza del lavoro, a raggiungere obiettivi di lavoro, però poco alla dignità della persona che deve lavorare. Allora, questo sicuramente è un aspetto umano che, unito alla tecnologia, dobbiamo sempre più valorizzare. La cultura non è solo cultura archeologica, non è solo cultura storica, eccetera, ma c'è anche un atteggiamento culturale di consapevolezza verso la persona che deve attenzionare la sicurezza del lavoro e del lavoratore in ogni sede, in ogni luogo di lavoro. Oggi è una giornata assolutamente importante, una giornata in cui promuoviamo la campagna in un luogo bellissimo come questo museo, in Sicilia e ad Agrigento, una terra bellissima, ed è un'occasione per parlare di digitalizzazione e salute e sicurezza sul lavoro, ma con un'ottica un po' più ampia. Non solo tecnologie performanti, ma anche l'impatto di queste tecnologie sulle persone, sulla vita delle persone e sul modo di lavorare delle persone. Quindi l'impatto anche in termini di fattori psicosociali, di come il carico di lavoro, la solitudine, oppure anche la frontiera che c'è tra vita e lavoro possa avere un impatto negativo sulle persone. Quindi il messaggio della campagna è proprio quello di parlare di tecnologie, ma anche di tutele, di etica, di privacy dei dati, insomma tutto quello che ha a che fare con le persone, le relazioni e le organizzazioni. E è stato considerato appunto un tema prioritario proprio perché in un'era come la nostra, quella digitale, in cui tutto è dinamico, soffermarsi sulle persone e sulle relazioni è assolutamente un tema importante, tanto che la prossima campagna parlerà di salute mentale, quindi di promuovere la salute mentale in un'epoca che sarà ancora più digitale, perché tanto ormai la digitalizzazione è un qualcosa che non possiamo fermare ed è giusto così, ma è importante con campagne e con tutti gli attori che a livello locale ovviamente ci supportano grazie alle nostre direzioni territoriali, supportare i messaggi che occorre sì parlare di digitalizzazione mantenendo sempre le persone al centro.